Bentornati sul canale, dalla Fara e da Fuz. Oggi un breve video di aggiornamento su come sta procedendo il progetto all'interno del nostro piccolo boschetto sperimentale. Alle mie spalle vedete la Grubenhaus, che conoscete molto bene, e la tenda che da qualche mese è lì come magazzino. E mi trovo in questo momento all'interno di quella che invece sarà la pianta della futura Grubenhaus, che affiancheremo a quella già realizzata. E vi ricordo che tra l'altro, se volete supportare i nostri progetti, c'è sempre Patreon, trovate il link in descrizione o nel leader di YouTube, e seguiteci su Facebook e su Instagram per avere foto più immediate di quello a cui stiamo lavorando. Torniamo a noi. Perché costruire una seconda Grubenhaus avendone già una a disposizione? Beh, il motivo è molto semplice. Questa Grubenhaus sarà leggermente differente, farà riferimento a un'altra tipologia edificativa. Quella è una Grubenhaus longobarda, o quantomeno, come possiamo intuire dai dati archeologici, venisse realizzata. Quella che realizzeremo qui sarà una Grubenhaus di tipo slavo, una tipologia leggermente differente, vedrete poi le varie caratteristiche man mano che il processo di realizzazione avanzerà, che i Longobardi hanno incontrato nell'ultima fase della loro migrazione. Per questo motivo ci piaceva l'idea di averne almeno due affiancate per poter osservare e paragonare il comportamento delle due strutture, a livello di isolamento, a livello di comfort, per tutto quello che può riguardare ad esempio la zona del fuoco, che è molto diversa fra le due tipologie. Quindi nei prossimi mesi, perché come sapete noi lavoriamo sostanzialmente nel tempo libero a questo progetto, cominceremo a costruire una nuova Grubenhaus. Vedrete che sarà diversa anche proprio nella struttura degli alzati. Speriamo che il nostro piccolo boschetto così giovane ci fornisca abbastanza legname per questo progetto un pochino più ambizioso. Seguiteci, fateci sapere nei commenti cosa vi piacerebbe vedere nello specifico di questa fase esecutiva iniziale. Per oggi vedrete solo me e Bracco cominciare a pulire la zona, l'area, e scavare la fondazione, perché appunto, essendo una Grubenhaus, anche in questo caso parliamo di una capanna seminterrata. Mandi! Una fare leva.